Entrano in campo l'Atletico Vicentino e la Marca Futsal Montebelluna, protagoniste della seconda semifinale Final Four Under 15 regionale nella prima sfida, la vittoria per 4-1 delle Mestre Fenice. Chi vince questa sfida domani alle 16:30 tornerà qui protagonista alla Belbote Arena per l'ultimo atto regionale che mette in palio il pass per le fasi finali. Il fischio del signor Simone Tassinato, coadiuvato da Nicolas Bertolozzo, entrambi direttori della sezione di Padova. Andiamo subito a leggere la formazione con la Marca Futsal Montebelluna, terza nel girone Elite Under 15, che schiera con il numero 1 Librelato, 2 Carlesso, 3 Torresanna, 4 Rebellato, 5 De Faveri, 6 Galato, 7 Pantò, 8 Semenzin, 9 Facchin, 10 Livotto, 12 Rigo, con il 13 Cesco, il tecnico è Semin Selimi. L'Atletico Vicentino invece di mister Tiago Resner, secondo nel girone Elite, con il numero 1 D'Antoni, con il 2 Gnan, con il 4 il capitano Alessandro Baccarin, con il 5 Vigato, 6 De Pretto, 7 Luca, 8 Taldo, 10 Tomasi, 11 Michelon, 12 Tisato e con il 13 Fabris. Atletico Vicentino in completo verde, la Marca Futsal Montebelluna invece portieri in giallo, maglia a strisce orizzontali bianco-azzurri. I portieri invece dell'Atletico Vicentino hanno la maglia rosa. 50 minuti 25 per tempo, con Tiago Resner che chiama lì vicino subito i suoi ragazzi, prende anche le lavagnette, lo vedete sotto là nell'angolino, e dà le ultime nozioni tecniche e tattiche ai propri ragazzi. Un Atletico Vicentino che ha chiuso secondo in classifica le 2 sfide di campionato, entrambe le squadre hanno vinto fuori casa. All'andata vinse 3-0 l'Atletico con appunto la Marca Futsal Montebelluna, che si è imposta per 3-2 nella sfida di ritorno sul campo amico dell'Atletico Vicentino. Sfida Vicenza contro Treviso in apertura. Abbiamo visto invece il derby tutto veneziano con le immagini di Futsal Veneto TV, il vostro testoni che vi racconta questo secondo match che inizierà tra pochi istanti con l'Atletico Vicentino pronto a dare il via a questa seconda sfida. Mi sembra di vedere sul punto di battuta Luca con il maglia numero 7, 12 gol per lui assieme a Thomas Taldo. Qui davanti a noi invece Elia Michelon, in attesa del fischio che arriva in questo momento. Dunque si parte per questa seconda semifinale. Domani alle 16:30 c'è già la sicurezza e la certezza di vedere la Mestre Fenice. C'è il capitano Baccarin intanto nel roster di partenza di Tiago Resner, giocatore d'esperienza, il tecnico dell'Atletico Vicentino, che ha deciso di appendere le scarpe al chiodo per dare il suo contributo nella crescita del vivaio iberico. Tra i pali Chris Rigo rilancia lungo verso Torresanna che calcia, trova però sicure le mani di Giovanni D'Antoni, il portiere dell'Atletico Vicentino, che ha rapinato il pallone quasi sul suo palo. Giro palla Atletico, buono il tocco ad uscire ora per la formazione di Tiago Resner, costretto a fermarsi un po', il pallone che non arriva il capitano Torresan. C'è la giocata di Cristian Luca che va a mettere in mezzo un pallone facile preda di Rigo, che fa ripartire il contropiede sulla destra con la corsa di Giacomo Cesco, che viene però fermato da Michelon. Cesco esce bene comunque dal raddoppio, la possibilità di calciare per il gol del vantaggio di Sebastiano De Faveri, il capitano della formazione della Marca Futsal Montebelluna. Un tiro tranquillo, comodo, che non viene trattenuto da D'Antoni. Lo vediamo nel replay, piccolo spazio per calciare, pallone che scende sotto le gambe del portiere Atletico Vicentino. Allora dopo appena 1 minuto e 30 cambia subito il parziale alla Belbote Arena. Nella prima semifinale un primo tempo abbottonato sullo 0-0, qui invece subito colpi, fuochi d'artificio con la Marca che trova il vantaggio alla prima azione.
Atletico ora che dovrà reagire. Michelon fermato dall'intervento di Mattia Torresan, si alza dalla sua panchina Teo Reisner a dare indicazioni ai suoi ragazzi. Michelon, ancora giro palla dell'Atletico Vicentino, ha alzato comunque il baricentro della marca Futsal, non vuole far entrare nella propria metà campo la formazione Beric, che perde quasi un pallone con Michelon, lo riconquista, se lo riprende ancora con il 13 Cesco, deviazione di De Favre, il capitano, che ha aperto le marcature poco fa con un tiro non irresistibile che ha però freddato Giovanni D'Antoni, non è riuscito a trattenere in campo. Qualche problemino, colpa della pressione ben giocata da parte della marca Futsal in casa Atletico Vicentino, che non riesce a superare la linea di metà campo. Vediamo ripartendo da dietro con Taldo, lo scambio ora prolungato, palla avanti per Alessandro Baccarin, il capitano va dietro ancora da Taldo, si muove Luca, palla per il numero 11 Michelo Baccarin, intanto il tiro non la prende Rigo, la deviazione il numero 3 Torresan, che rivediamo nel replay, che ha anche rischiato di deviare il pallone nella propria porta, era scomposto il tentativo di difesa di Torresan. Corner per l'Atletico Vicentino, palla scodellata dietro, fa rimbalzare, va addirittura da D'Antoni, qui recupera il pallone ancora la marca Futsal per qualche istante perché De Favre lo prolunga lontano. Allora D'Antoni potrà ripartire dalla sua area con il pallone servito comodo per il compagno. Taldo esce bene ora l'Atletico Vicentino, si procura lo spazio con il numero 7 Luca, che viene però fermato il contropiede, bravo ancora Luca a prendere il pallone, aiutano ancora l'intervento di Torresan, Luca fermato però da capitano De Favre, che vola sul fondo e trova il raddoppio, ancora la tocca D'Antoni, ma De Favre è implacabile. 4 minuti, marca Futsal avanti 2-0 con De Favre, che aveva segnato 7 gol nel girone l'Inter. Rivediamo nel replay, non riescono a tenerlo a bada e il capitano della formazione di mister Semin Selimi trova un 1-2 importante che porta sul doppio vantaggio la formazione bianco-azzurra, che potrà ora ragionare con maggior calma. Intanto esce ancora bene, palla però recuperata dall'Atletico Vicentino con il suo capitano Baccarin, deviazione, tanto pallone che resta ancora lì, bravo qui Rigo ad opporsi, cerca di uscire, viene però fermato dal raddoppio Torresan. Allora D'Antoni distribuisce palla per Luca, c'è il primo cambio intanto dentro Enrico Tomasi, il bomber di questa sfida pro Atletico Vicentino, 19 gol per lui dalla parte opposta. C'è Lorenzo Pantova, maglia numero 7, che ne ha già segnati 23, quantomeno nel girone elite. Baccarin, lo scambio ancora con Pantò, palla per Baccarin che mette in mezzo un pallone provvidenziale, Tommaso Olivotto a salvare i suoi, poi spedisce il pallone direttamente ai piedi di Luca, che muove per il suo capitano Baccarin, fermato da Olivotto in scivolata, laterale in zona d'attacco per l'Atletico Vicentino con Baccarin che va dietro per Tomasi. Tomasi carica il sinistro, legge la traiettoria Rigo, palla che esce di poco a lato. Tanto rivediamo nel replay, nella sfida invece rilancio lungo di Rigo direttamente tra le mani di D'Antoni, con l'Atletico Vicentino che può ripartire dalla propria metà campo. Atletico Vicentino che deve scuotersi di dosso, togliersi il doppio svantaggio dalle spalle che pesa qui. Ottima giocata di Tomasi e ancora Olivotto a dire di no. Abbiamo visto nel replay lo stesso Tomasi va a battere il corner, recuperato però ancora da Olivotto che spara lontano il pallone, un po' si arrabbia con se stesso, ha sbagliato, chiede scusa al suo tecnico e ancora Atletico Vicentino a manovrare una nuova azione. Entra anche Vigato, la palla per Baccarin che va sul fondo, Baccarin solo l'esterno della rete, aveva chiuso bene lo specchio Chris Rigo, il portiere con la maglia numero 12, rivediamo qua nel replay, aveva chiuso lo specchio di porta, recupera per qualche istante Baccarin
Rigo sulla palla sfilata da Olivotto, rilancia lungo per Torresan che viene fermato, non è entrato Vigato, non c'è il fallo, Torresan ancora cerca di andare a calciare, viene però fermato dal recupero difensivo di un giocatore dell'Atletico Vicentino, palla recuperata da Vigato che tocca dietro per D'Antoni, rischiava un contropiede, marca qui l'Atletico Vicentino, errore intanto mi sembra di Tomasi, non trattiene il pallone in campo, può tornare fuori De Faveri con la marca, il gol, azione da manuale, si inserisce Lorenzo Carlesso sul secondo palo e trova anche il 3-0 sull'assist del numero 2 Libralato, anzi no, era Carlesso che ha segnato, 2 festeggiato, un po' di confusione di nomi, fatto sta che al minuto 8 la marca si porta già su un rassicurante e pericolante allo stesso tempo 3-0, qui intanto il tiro di Elio Michelon, è entrato anche lui in campo cercando di scuotere i suoi, che inizio superlativo per la formazione di mister Selimi. 3-0 come era il punteggio della gara di andata pro Atletico, ma qui siamo soltanto nelle battute iniziali della partita con Olivotto che calcia il laterale, sono passati però i secondi, aveva rischiato e non poco ancora qui l'Atletico Vicentino, laterale ora battuto proprio dalla formazione di mister Tiago Reisner che si è seduto in panchina quasi sconsolato dopo un avvio che sicuramente non aveva immaginato di sfida. Baccarin apre bene sulla sinistra, si fa vedere Tomasi che perde però il pallone sul servizio di Michelon, laterale con De Faveri, già in gol 2 volte il capitano della marca, dietro per Rigo, rilancio impreciso direttamente sulla panchina dell'Atletico che batte l'auto con Vigato, Michelon, capitano Beccarin, dietro ancora per Michelon, Vigato, lo scambio cercato con Michelon, non si intendono i due, laterale allora regalato alla marca Futsal che torna prepotentemente nella metacampo avversaria, forte del 3-0, fa scorrere i secondi, Olivotto dietro per il suo capitano De Faveri che elude il collega di fascetta, intanto c'è il fallo fischiato a Nicola Vigato, ostruzione decretata fallosa, sì, non poteva più correre avanti il capitano della marca Futsal che è rimasto comunque in piede, chiede la distanza proprio il numero 5 bianco-azzurro, prima punizione pro marca Futsal, c'è Olivotto sul punto di battuta, il numero 10 si avvicina anche Torresan che poi si allarga, Olivotto va a calciare direttamente in porta, palla fuori da un soffio di poco a lato, può far ripartire D'Antoni il gioco, lo scambio ora per Tomasi, costretto a partire da dietro sul servizio di Vigato, Michelon ancora per Vigato che cercava di prolungare il pallone verso De Pretto, appena entrato in campo, Rigo, rilancio lungo, il tocco poi di D'Antoni sulla conclusione di Mattia Torresan, rivediamo nel replay l'ottima azione ma ancora difesa dell'Atletico non impeccabile nel frangente visto poc'anzi per una marca che torna avanti con De Faveri, lo scambio per Carlesso, autore del 3-0, De Faveri ancora, dietro per Torresan che cerca di prolungare per Carlesso, il pallone sfila via, dunque riparte D'Antoni, 11:20 giocati, mancano poco meno di 14 minuti, due tempi regolamentari da 25, l'eventualità di calci di rigore che vista la partenza pro marca difficilmente arriveremo a vedere, ma mai dire mai, perché nel futsal tutto può succedere, manca ancora un'eternità mentre la marca riparte da dietro con De Favre che distribuisce a sinistra per Carlesso che si accentra, scarica ancora dietro per il suo capitano che cerca di prolungare il pallone per il numero 13
Cesco è entrato in campo, recupera la marca nonostante un po' di confusione all'altezza della linea di metà campo, si riprende il pallone Michelon, allora Tomasi esce dal campo, arrabbiato, richiamato in panca, al suo posto c'è Thomas Taldo. Occhiataccia di Thiago Reisner che ha qualcosa da ridire al suo numero 10, non felice di essere tornato in panchina ma nemmeno per quello che ha offerto finora. Vediamo cosa cercherà di fare l'Atletico Vicentino ripartendo da dietro con De Pretto. La pressione su Luca, lo scarico per Taldo, ottima giocata per Luca, troppo lunga, lo tiene in campo il pallone e il portiere. L'errore, la palla in mezzo, recupero di Capitan De Faveri, di Rigo, poteva fare molto di più, poteva prendersi anche il pallone in mano, occasionissima per l'Atletico Vicentino che rivediamo nel replay. È stato bravissimo però il capitano De Faveri, praticamente il suo terzo gol, ne ha segnati 2 e uno ne ha salvato, mentre mister Semin Selimi chiama a rapporto i suoi ragazzi per spezzare un po' il ritmo anche dell'Atletico Vicentino che stava uscendo bene, anche per farli rifiatare. Abbiamo superato da poco la metà del primo tempo con la formazione trevigiana avanti 3-0, doppietta di Capitan De Faveri e sigillo di Carlesso per un punteggio che vede avanti la squadra trevigiana che torna in campo con Olivotto pronto a prendere il posto di Capitan De Faveri. Lo fa dopo il fischio del signor Tassinato di Padova che ha dato l'ok per riprendere il gioco con la palla tra le mani di Rigo. Rilancio lungo del numero 12 verso Torresan, anzi no, verso Cesco che protegge il pallone, lo scarica dietro per Carlesso. Torresan ora tocca il pallone per Olivotto, fermato, però si riprende la sfera, il numero 7 Luca che lotta con una bella giocata, c'è il fallo, il primo anche per la marca Futsal, dunque prima punizione pro Atletico già battuta, un fallo per parte, non ancora ravvisato sul tabellone, riparte veloce Torresan che viene fermato e la palla arpionata dalle mani di D'Antoni. Tocca prolunga per De Pretto, esce anche Rigo, il pallone che resta lì, fa buona guardia però Torresan, recupera ancora l'Atletico Vicentino, il tiro e la deviazione, poi il tocco di Rigo sulla deviazione di Olivotto, rivediamo i riflessi pronti di Rigo che si sarebbe trovato il pallone tra le mani se non ci fosse stata la deviazione di Olivotto, ma colpo direi importante con Rigo che esce bene, un contropiede della marca con Olivotto che apre a destra per Cesco, Cesco va a calciare, D'Antoni dice di no, si arrabbia con i compagni che non sono rientrati nella fattispecie, il numero 11 Michele e il numero 7 Luca, un contropiede importante, il tiro intanto di Olivotto altissimo sopra la traversa, meno di 10 minuti, torna in campo Capitan Baccarin, torna in campo anche Enrico Tomasi, proprio lui tocca il pallone, si gira, non trova lo spazio per il tiro, la palla resta ancora in possesso per l'Atletico, dietro verso Michelon che gira a destra per Capitan Baccarin, palla per in mezzo con ancora Rigo che dice di no, il pallone che resta lì, poi contropiede, riparte veloce Torresan, fermato dal recupero tempestivo di Elia. Michelon, rivediamo intanto qui nel replay l'ottima risposta sul tiro di Tomasi da parte di Chris Rigo, laterale battuto in mezzo per Carlesso, poi tocca per ultimo il pallone il numero 10 Enrico Tomasi che cerca il gol per andare in doppia cifra, ne ha segnati 19 nella regular season del girone elite di categoria.
intanto Baccarin con la testa, poi la prolunga Luca, protegge in modo migliore Tommaso Olivotto il pallone. Chiedono continuità e anche di riprese i tifosi dell'Atletico Vicentino. Recupera il pallone, palla per il numero 11 Elie Micheleon che spara la deviazione alta di Crissarigo in corner, ha già battuto da dietro per Tomasi, giro palla e lo spazio per calciare, fuori di un nulla il tiro di Cristian Luca. Ha letto la traiettoria, lo rivediamo, comunque Rigo che si è tuffato senza toccare il pallone prima che arriva tra le mani di D'Antoni, che gira subito a destra ancora per Enrico Tomasi, incitato dai suoi tifosi. Lo scarico a sinistra, si muove Capitan Baccarin che prende il pallone alla linea di metà campo. C'è apertura provata, il contropiede con Torresan, la puntata dritto per dritto e c'è il poker firmato da Mattia Torresan. 4-0 marca quando scocca il 18° minuto. È notte fonda in casa Atletico Vicentino, una marca Futsal Montebelluno che gioca sul velluto. Qui D'Antoni era sulla traiettoria, non ha però avuto il tempo e il modo di deviare il pallone. Poker secco di un Atletico che ora cerca di accelerare le giocate. Si alza intanto dalla panchina Alessio Tisato, il 12 dell'Atletico Vicentino. Vedremo se il mister andrà a cambiare il portiere. Intanto recupera ancora il pallone la marca con il solito Torresan che scarica, prova però questa volta il no di Giovanni D'Antoni, che rivediamo con il replay di Futsal Veneto TV. Palla dietro per Torresan che scarica in mezzo alla sfera, la fa sfilare fuori Olivotto, si contenta della rimessa tra, anzi no, era Ludovico Facchin. Il tiro giocato, la ripartenza veloce con il buon recupero di Olivotto, c'è proprio dalla parte opposta De Favre, lì vicino c'era Facchin non servito, e ora Atletico Vicentino che ci riprova con Baccarin, servizio per Tomasi che scarica un sinistro dalla distanza, alto sopra la traversa. Intanto fuori Torresan che si prende il 5 dei compagni, dei tecnici, mister Seminserimi al suo fianco, Diego Bosello, dirigente accompagnatore, e Silvio Cadorin, operatore sanitario. Quindi intanto recupera ancora il pallone per qualche istante la marca, poi Baccarin cerca di prolungarlo per un compagno, la palla esce però oltre la linea nera. Intanto entriamo negli ultimi 5 minuti, 20° di gioco, 4-0 marca avanti sull'Atletico Vicentino nella seconda semifinale. Pallone scaricato da Olivotto, lo recupera ancora De Favre che cerca la puntata. Facchin tiene vivo il possesso per i suoi. De Favre, Olivotto ancora per De Favre, un passaggio del Mignoli, mamma come esce bene De Favre che cerca poi l'invito per la corrente Semenzin, che però era avanzato oltre la linea di difesa. Rimessa laterale già battuta per l'Atletico Vicentino con Tomasi, tocca fuori Facchin, laterale Atletico, proprio sotto la postazione di cui vi stiamo raccontando questa seconda semifinale Under 15 regionale. Tomasi si accentra, scarica ancora un sinistro, mani sicure di Rigo che arrappione il pallone, serve per Olivotto, lo recupera per qualche istante, poi Olivotto mette in fallo laterale, si arrabbia proprio il suo portiere, predica calma dalla panchina trevigiana mister Selimi. Una marca che ha chiuso a 4 punti di distacco. Intanto recupera la palla De Favre, tiro, gol di De Favre che firma in contropiede la tripletta personale e porta i suoi su un tranquillo 5-0. Capitan Baccarin non vuole mollare, grande azione rivista anche nel replay di Capitan De Favre. 5-0, si può ripartire. Che primo tempo per la marca Futsal Montebelluna, un primo tempo sicuramente che non ha annoiato
i tanti amici che ci stanno seguendo da casa in questo secondo atto, seconda semifinale di futsal regionale giovanile. La prossima settimana, venerdì prossimo, avremo invece qui le migliori squadre dell'Under 17 che quest'oggi si giocano i pass per accedere alle sfide di venerdì prossimo. Atletico Vicentino che deve provarci, non è preciso però il tocco di De Pretto, il pallone esce, mancano pochi minuti, meno di 3 al riposo. Chissà se i direttori di gara daranno almeno un minuto di recupero, un intervallo dove Tiago Resner dovrà cercare le parole giuste per rialzare la testa dei suoi sotto un passivo pesante, merito di una marca Futsal Montebelluna che ha, attenzione al tiro intanto di Baccarin, ancora la risposta di Rigo, la marca Futsal che ha tramutato in oro ogni occasione da gol avuta, il tiro intanto, la testa di un giocatore dell'Atletico Vicentino era divigato, lo rivediamo nel replay sulla conclusione di De Pretto, dunque ripartirà ancora la marca, lo ha già fatto con Rigo, palla per Facchin, recupera l'Atletico Vicentino, Facchin però si riprende il pallone, ancora il capitano Baccarin che trova l'opposizione di un attento Rigo. La rivediamo, l'ultima azione che porta all'angolo, che è stato battuto con Baccarin che cerca ancora la conclusione, il pallone che resta lì, viene calciato via da Carlesso, autore del momentaneo 3-0. Atletico che ha ancora un minutino abbondante per segnare il suo primo gol di giornata, palla per Baccarin, dei rimpalli, esce bene la marca Futsal con Facchin, fermato però da un triplo tentativo difensivo, perde il pallone ancora l'Atletico, palla sfilata via per Pantò che mette in mezzo un pallone tra le mani di D'Antoni. Quanta confusione a livello difensivo per l'Atletico che ha rischiato tantissimo anche pochi istanti fa. Qui intanto recupera ancora Facchin che tiene vivo il pallone, lo distribuisce dietro per Olivotto che elude l'intervento di Baccarin, lancio lungo di Carlesso, fa sfilare Nicola Vigato, serie di cambi di mister Resner che richiama a rifiatare Capitan Baccarin in panca. 15 secondi ancora più l'eventuale recupero, con la marca avanti 5-0, una marca che recupera ancora il pallone con Pantò, lo prolunga per Carlesso che cerca di chiudere con il tacco il triangolo, palla tra le mani di D'Antoni, un minuto di recupero, ha alzato l'indice il signor Tassinato, ancora 60 secondi, poco meno, lo abbiamo già superato il 25esimo. Giro palla dell'Atletico con la difesa a rombo della marca Futsal che si prende il laterale. De Faveri pronto a rimettere in gioco il pallone in queste ultime battute di primo tempo. Protagonista assoluto il 5 bianco-azzurro con 3 gol pesantissimi. Palla intanto, la risposta questa volta su Lorenzo Pantò di Giovanni D'Antoni. Qui buona la parata, Pantò aveva anche calciato subito Olivotto dietro per Carlesso sullo schema d'angolo, ancora marca Futsal, palla in mezzo, deviazione no, l'ultimo a toccare è stato Pantò, dunque si ripartirà con una rimessa dal fondo già battuta e arriva il duplice fischio che manda le squadre al riposo. Con le immagini di Futsal Energy TV e la voce di Stefano Testoni, ci rivediamo qui tra 10 minuti, come avete visto l'impressione, con la marca Futsal Montebelluna avanti 5-0 sull'Atletico Vicentino.
Serve un'impresa in questo secondo tempo, l'Atletico Vicentino sotto 5-0 contro uno spietato Marca Futsal Montebelluno che aprirà questo secondo tempo. Centrocampo Giacomo Cesco in attesa del fischio del signor Tassinato, coltivato da Bortolozzo, sezione A entrambi di Padova. Pronti, si parte. Gli ultimi 25 minuti delle semifinali regionali Under 15. Chi vince questa sfida domani alle 16.30 troverà la capolista del girone Elite Mestre Fenice, che in apertura ha vinto, attenzione alla ripartenza di Olivotto. Intanto tra i pali è entrato Alessio Tisato per l'Atletico Vicentino, ha preso il posto di Giovanni D'Antoni. Stavo dicendo che il mister stava prendendo parole, mister Selimi, dal direttore di gara, perché era fuori dall'area tecnica, tratteggiato da i tratti neri della Belbote Arena. Mestre Fenice di mister Davide Mostro Campagner, che ha prenotato la finale con il 4-1 nel derby vincente contro il Bissuola nella prima sfida di giornata. Qui intanto il fallo su Torresan, altro giocatore che si è messo in luce con un ottimo primo tempo, ma sugli scudi fin qui MVP del match Sebastiano De Favre, il capitano, che ha raggiunto quota 10 gol tra regular season nel girone Elite e questa semifinale, con la tripletta che dà una grossa mano ai suoi nel decidere la partita. Intanto Olivotto esce bene dal punto difensivo per intercettare un pallone, concede soltanto il laterale, già battuto, palla per Luca che gira verso Capitan Baccarin, ancora Luca, il numero 7, Cristian Luca. Baccarin recupera Faveri, palla però ripresa ancora dell'Atletico Vicentino, un po' di confusione, vediamo cosa saprà fare la formazione di Diego Resner, che la riapre con il sigillo di Thomas Ataldo, che si prende il pallone, 1 minuto e 45, 1-5, ancora molto distante la Marca Futsal, ma un gol che va a dar fastidio a Chris Rigo, che aveva coperto il palo lontano, poi aveva cercato di tuffarsi, non è riuscito però ad intervenire sul pallone, e allora un gol che potrebbe dar manforte quantomeno al morale della formazione di Tiago Resner, che deve segnarne altri 4 per recuperare qui un pallone recuperato da De Favre, che poi spedisce in laterale, pronto a batterlo Cristian Luca, lo fa dietro per Michelon. Baccarin, ancora Michelon, si muove in avanti Taldo, l'autore del gol, che recupera il pallone, glielo porta via Olivotto, che non riesce a trattenerlo sul suo piede Capitan Baccarin. Palla per Olivotto che la tocca di testa, Baccarin avanzi, Baccarin fermato senza fallo, va via, si tiene ancora il pallone, poi se lo prende Torresan, fermato dalle scivolate di Baccarin, possesso palla Marca che viene fuori bene con Torresan, l'esperienza e la palla sul secondo palo per Cesco, fermato all'uscita tempestiva di Alessio Tisato, la possibilità allora di ripartire per l'Atletico Vicentino con il tiro, la risposta, il gol di Capitan Baccarin, l'ha soltanto toccata Chris Rigo, 3 minuti e l'aria aperta. Sembra di vedere quello che è successo nel primo tempo, ma si sono un po' invertite le energie, perché la partenza è forte dell'Atletico Vicentino, che si porta sul -3 con il suo capitano Alessandro Baccarin, gol numero 18 in stagione. E allora una partita che non mancherà di regalare emozioni. Sul 5-0 sembra tutto finito, ma non è mai finito fino a quando arriverà il triplice fischio del direttore di gara. Intanto Tiago Resner ha fatto alzare la panca Nicola Vigato, qui intanto non trattiene il pallone Thomas Taldo in campo. Che avvio per l'Atletico Vicentino, ora recupera ancora il pallone, lo scodella in mezzo Michelon, se lo riprende De Favre che lotta e lo perde, lo riconquista ancora De Favre con l'aiuto poi di Carlesso che lo prolunga fuori campo. Baccarin intanto esce, si prende il 5 dei compagni del mister che si è alzato, ha cercato di avere la carica. Nicola Vigato è entrato in campo, proprio Vigato distribuisce il pallone sulla sinistra per Luca, avanza oltre la linea di metà campo il numero 7
verde dell'Atletico Vicentino. Taldo proprio per Luca, bravo qui Rigo ad uscire, c'era il fallo non ravvisato, sembrava aver dato il vantaggio il signor Bortolozzo, che però poi non ha fischiato. Qualche protesta timida di mister Serimi, che se la ride con l'altro direttore di gara, il primo arbitro, il signor Tassinato. Intanto cerca di andare via Cristian Luca, porta però il pallone fuori oltre la linea nera della Belbotea Arena, quindi laterale per la squadra oggi ospite della marca Futsal, che ha vinto 3-2 la gara di ritorno, aveva perso 3-0 il match di andata. Entrambe le squadre avevano perso la sfida sul campo amico, lasciando i punti agli avversari. Intanto cercava Torresan di uscire, capisce tutto quanto. Olivotto, gran partita per il 10 bianco-azzurro, che esce da ultimo e si prende un corner. Una visione di gioco, quella del numero 10 bianco-azzurro, davvero importante, nonostante l'altezza non giochi propriamente a suo favore, ma con l'intelligenza e con la testa sa giocare una partita come fosse un veterano. Torresan, il tiro respinge come può la difesa dell'Atletico, che ora esce dalla propria linea difensiva, ma è bravo Torresan ad evitare il contropiede, concede solo il laterale. Rivediamo intanto qui la risposta di Tisato, poi un compagno ha calciato via il pallone. Luca, è rientrato intanto Baccarin, il capitano, cerca di andare via Vigato, non ci riesce. Cambio marcatura con Vigato, che si prende l'ultimo, anzi il giocatore più avanzato nella fattispecie Torresan. Il pallone di Carlesso calcia fuori, non è riuscito a metterlo in mezzo all'area. Rilancio lungo di Tisato, che non va a buon fine. I due portieri giocano quasi tra di loro lanciandosi il pallone. Ora Tisato comodo e facile per Vigato. Baccarin, si muove Michelon, che riceve il pallone qui davanti alla panchina del suo mister Diego Resna. Rischio di Michelon, recupera bene Baccarin, siamo però già dalla parte opposta con il tocco, il pallone uscito, la rimessa laterale per l'Atletico Vicentino. Viene redarguito Torresan dal signor Tassinato, che ferma il gioco. Torresan reo di essersi portato via il pallone, di aver impedito una rapida battuta della rimessa al laterale. 7:42 filati via, 17 minuti, poco meno. Olivotto fa sfilare tra le mani di Rigo il pallone. Rigo che rilancia comodo vicino a sinistra per Carlesso, cambio dato rischioso orizzontale per De Favre, recupera ancora l'Atletico Vicentino. Fallo speso da De Favre, costretto a spendere questo fallo. Un metro dietro al punto di battuta del tiro libero, lo rivediamo, aveva perso il pallone in uscita il capitano bianco-azzurro. Punizione con Luca e Baccarin sul punto di battuta. Baccarin dietro Luca, vediamo se Luca andrà a fintare il tiro così e lascia la battuta per Baccarin. Il pallone fermato da Carlesso e poi sparato lontano direttamente dalle mani di Tisato, che ha fretta di giocarlo subito per Baccarin, che apre a destra verso Michelon, che va da Vigato, recupera il pallone De Favre, la giocata troppo altruista qui il capitano nel cercare il compagno. Ottimo Luca, vivo ancora il possesso per l'Atletico Vicentino, che ha rischiato poco fa. Palla a sinistra aperta per Baccarin, dietro verso Luca, ancora Baccarin, avanza a spalle della porta, chiama in causa il 7 Cristian Luca, che gira dalla parte opposta verso Michelon, ancora Luca, ora è Vigato, tentava lo scambio centrale per Baccarin, poi come può Torresan spara lontano il pallone, pronto a rientrare Thomas Taldo, che aveva aperto le marcature per i suoi nel primo minuto di questa ripresa. Luca, ancora Luca, va via,
non riesce ad andare via però Torresan, il contropiede Carlesso per Torresan, ancora Carlesso che mette in mezzo un pallone per il gol del Leone di Mattia Torresan. Mi stavo imbalbettando, non trovavo il nome, riporta sul +4 in 3, ottimo il contropiede, qui la difesa non ha ben resistito, poi Torresan tutto solo ha battuto per la prima volta Alessio Tisato, che subisce il suo primo gol di questa sfida. Mister Resner si augura che sia anche l'ultimo, vedremo ora come saprà rispondere ancora l'Atletico Vicentino con Baccarin che tocca forse con la mano, c'è qualche protesta, non fischia il signor Bortolozzo di Padova, laterale per la squadra di Mister Resner, già battuta, palla per Michelon va a puntare Olivotto, lo salta, poi recupera bene Carlesso, può far ripartire il contropiede con Torresan che calcia, la smanaccia alta Tisato sopra la traversa. Meno di 15 minuti da giocare, 6-2 per la marca Futsal Montebelluna, che gioca dietro con Olivotto, fermato da Baccarin, riparte, cerca di ripartire l'Atletico Vicentino, ancora Olivotto, ci mette una pezza e mette in fallo laterale. Michelone intanto riceve il pallone rischioso, lo prolunga bene per Baccarin che cerca di metterlo in mezzo, c'è sempre però Olivotto a rompere le linee offensive della formazione berica. Laterale Atletico, palla per Taldo, esce bene Torresan, ancora Torresan fermato con il fallo e si prende il cartellino giallo Alessio Tisato, è calcio di rigore, lo decreta il signor Tassinato, rivediamo nel replay, mi sembrava leggermente fuori, ma il direttore di gara non ha avuto alcuna indecisione e ha concesso il rigore con il giallo a Tisato. Pronto Olivotto sul dischetto, il 10 bianco-azzurro per riportare sul +5 i suoi, avanti 6-2 la marca. Aspettiamo il fischio e poi sarà la rincorsa di Olivotto che va a calciare e a spiazzare Tisato e a suggellare la fin qui ottima prestazione con il gol dal dischetto che vale il 7-2 pro marca, e Mister Resner chiama subito i suoi a raccolta. Aveva iniziato benissimo l'Atletico Vicentino questa ripresa, poi però la marca si è ripresa, ha ripreso le giuste misure e si è riportata sul +5, un +5 che aveva chiuso la prima frazione di gioco con i trevigiani al riposo sul 5-0 in sovraimpressione. Intanto vedete la grafica con il punteggio che vede la squadra di Mister Semin Selimi avanti 7-2, una marca che si riporta prepotentemente avanti per il pass che porta alla finalissima di domani. Intanto se n'è andata la prima parte di questa ripresa, abbiamo già superato il minuto 12:30, linea di mezzadria di questo secondo tempo, ancora qualche secondo, il direttore di gara che richiama in campo le squadre e il numero 8 Thomas Taldo che gioca come portiere di movimento, pronto a rientrare tra i pali in caso di necessità Alessio Tisato. Uomo in più allora per l'Atletico Vicentino che deve recuperare i 5 gol al passivo, deve però farlo cercando di entrare nella metà campo avversaria, lo fa in questo momento, ma bravo Olivotto ad uscire bene e a dire di no. Il mister viene invitato, mister Semin Selimi ancora viene invitato a stare tranquillo nella propria area di competenza, un po' il Pippo Inzaghi del futsal giovanile, Semini che non riesce a rimanere fermo nella sua area di competenza. Intanto qui il tiro alto di, mi sembra, Thomas Taldo, rivediamo anche il replay, il tiro precedente,
Tisato alza la pressione, la marca Futsal, palla lunga, troppo anche per la testa di Cristian Luca, rimane tra i pali Tisato, recupera Baccarin che prolunga troppo il pallone, ancora Olivotto, bravissimo a dire di no, il tentativo di Baccarin, rientra intanto, anzi no, Taldo è lui con la maglia viola come portiere di movimento, quindi non poteva essere suo il tiro precedente, ma era di Enrico Tomasi che tocca il pallone all'altezza del centro di centrocampo, lo scambia ancora con Taldo, ora fa sfilare, cerca di far sfilare per Luca, palla in mezzo con il tentativo di tiro di Taldo, respinto dall'uscita tempestiva di Rigo, resta lì l'Atletico Vicentino, perde un pallone, lo recupera, lo mette in laterale poi Olivotto, Baccarin pronto a rigiocare dentro il pallone, meno di 10 minuti ancora di speranze Atletico, la pressione su Taldo che portava il pallone, Luca, Tomasi, apertura per Taldo che cercava di mettere su come palo, Pantoff armato, in scivolata da Baccarin che evita l'8 volante marca, una marca che resta in campo con l'Atletico resta in campo con Taldo, portiere di movimento, pressione ora alta, non può più truccare Taldo nella propria metà campo il pallone, Tomasi però evita l'intervento del numero 2 Carlesso, bravo Tomasi ad andare via veloce, poi trova il no di Rigo che allunga la gamba destra, concede solo il corner, rivediamo nel replay l'ottima azione di Tomasi ma la altrettanto ottima parata del numero 12 trevigiano. Tomasi intanto dietro per Baccarin, fa possesso palla all'Atletico ma deve trovare tanti gol per riaprire una sfida ad appannaggio fin qui di un'ottima marca Futsal Montebelluna. Tomasi, Baccarin, ancora giro palla Atletico, ancora per Capitan Baccari che serve per Taldo, recupera Carlesso, palla ancora per l'Atletico con Tomasi che si porta il pallone sul sinistro ma Tommaso Olivotto è qualcosa di insuperabile. Baccarin, Michelon, Baccarin ancora, si fa vedere in fondo un giocatore che aveva alzato anche la mano, mi sembra il 7 Luca, ma la palla arriva da Michelon, ancora per Baccarin, Baccarin fa avanzare Michelon che viene servito, che torna dietro ancora il suo capitano Tomasi, provare sul destro, viene chiuso, ancora Tomasi, palla della parte opposta per Michelon che va sul fondo, bella giocata per Michelon, ora Rigo che calcia dalla sua area, un pallone che però esce, rientra intanto Giacomo Cesco con una rimessa dal fondo già battuto Taldo per Baccarin che chiede aiuto ai compagni di squadra, intanto l'errore, rientrerà Tisato tra i pali, c'è il time out intanto di mister Selimi che richiama i suoi in panchina a dare qualche indicazione su come provare ad attaccare il portiere di movimento dell'Atletico Vicentino, un portiere di movimento che però fin qui non ha portato a nulla. (7-2) per una marca precisa, una marca che ha sofferto soltanto nei primi 5 minuti di questa ripresa, con l'Atletico Vicentino che aveva saputo rialzare la testa a tornare sul -3, un passivo però poi che è tornato a farsi pesante con i 5 gol di differenza che decidono fin qui la partita. Il signor Bortolozzo intanto avvisa le squadre che tra poco torneranno in campo con il secondo fischio, time out di sospensione terminato con una rimessa laterale per la marca Futsal. Ludovico Facchin pronto a far ripartire il gioco, 19 sul cronometro, meno di 6 ancora da giocare, Speranza ridotta al Lumicino con Olivotto che salta bene il tentativo di Michelon, poi viene però fermato, errore in impostazione, qui palla intanto già battuto il laterale da Luca, viene scippato il pallone
un Tomasi, il miglior marcatore del girone elite dell'Atletico Vicentino, però oggi ancora a bocca asciutta. Luca dentro proprio per Tomasi, lo spazio per andare a calciare, il tiro intanto tra i pali, è entrato anche Sebastiano Libralato, classe 2012, numero 1 Libralato. Primi minuti di questa Final Four anche per lui, è andato in panca Chris Rigo, che con un paio di interventi ha salvato la sua porta da gol praticamente fatti dall'Atletico Vicentino che attacca ancora il pallone proprio preso da Libralato, che scarica lontano un fallo laterale. Olivotto va a tranquillizzare il giovane portiere, ricordiamo classe 2012, 13 anni per lui, ancora in età giovanissimo. Recupera intanto ancora il pallone con la testa, Baccarin nega il gol a Ludovico Fachin, la porta era vuota, rimane tra i pali Thomas Taldo come portiere di movimento, ma ancora Olivotto che perde uno dei pochi palloni, forse il primo. Riparte allora con il 7 Luca che va a calciare, non trova lo specchio di porta con Libralato, lo rivediamo nel replay, che lancia lungo per Olivotto, lotta con Capitan Baccari che commette il fallo, dunque punizione a 4 dalla fine, e marca sempre più vicina alla finalissima di domani, sempre qui live dalla Belbuche Arena alle 16:30. Non ci sarà la voce del vostro test a raccontarvi la sfida, ma ci sarà quella di Giulio Cosero. Attenzione intanto al tiro, c'è il fallo, c'è anche il giallo per Olivotto, aveva fatto continuare l'azione il direttore di gara, il signor Bortolozzo, giusto aver dato il vantaggio, poi con grande sportività Olivotto va a sincerarsi delle condizioni dell'avversario, caduto rovinosamente a terra, speriamo nulla di grave. Da qui non riusciamo a capire perché non vediamo il numero di maglie, intanto entrano anche i sanitari, scorrono i secondi, mancano 3 minuti, fa segno che recupererà il tempo il signor Tassinato di Padova. Resta a terra, forse era il numero 7, Cristian Luca, non riusciamo a vederlo. Pronto ad entrare in campo intanto Enrico Tomasi per l'Atletico di mister Tiago Resner. Lo stesso Tiago Resner che va a sincerarsi delle condizioni del suo ragazzo, è entrato in campo, intanto confermato il giallo per il numero 10 Tommaso Olivotto. Problemini ad un piede per il giovane player dell'Atletico Vicentino. Intanto se ne sono andati 2 minuti di gioco, cambio, entra dentro anche Nicolò Rebellato al posto di Giacomo Cesco, e con questa lunga pausa probabilmente andremo verso la fine della partita. Sollevato a peso, si è tolto addirittura la scarpa, peccato. Gli applausi sportivi del pubblico presente in buon numero anche quest'oggi. C'è intanto il fallo cumulativo per la formazione della Marca Futsal Montebelluna, non mette giù il piede destro, colpo forte per il giocatore, era proprio il numero 7 Cristian Luca, peccato. Uno dei protagonisti di questa sfida, costretto ad uscire dal campo. Intanto stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, con il pallone che esce oltre la linea nera, sarà rimessa dal fondo con Alessio Tisato che gioca comodo per Baccarin. Vedremo se entrerà ancora Thomas Taldo come portiere di movimento. Qui intanto viene fermato in fallo laterale Tisato, sì, gioca ancora con il primo movimento mister Resner. Ultimo minuto intanto che entra nel vivo in questo momento con l'errore di Michelon che non trattiene il pallone in campo. Rilancio lungo che vola alto, era un lancio di Olivotto. Ormai ai titoli di coda questa sfida, che vede con merito andare in finale la Marca Futsal Montebelluna, che ci prova ancora fino alla fine con il poker servito di Sebastiano De Faveri,
che firma il poker personale di questa sfida al 25esimo e poi lascia spazio a Nicolò Galato. Game over, 8 volante per la formazione di mister Semin Selimi, impietosa nel sfruttare tutte le occasioni avute in modo perfetto. 8 gol per una vittoria mai in discussione, qui intanto non trova lo specchio Tisato, vittoria mai in discussione, e intanto siamo già entrati nel recupero. Vedremo, non abbiamo visto il direttore di gara quanto ha segnalato, probabilmente un paio di minuti visto i 2 time out chiesti dai 2 tecnici e anche la lunga sospensione per le cure mediche. Cristian Luca qui intanto recupera Olivotto, ancora il pallone, non si passa, Olivotto insuperabile, poi ha dato a masticare un pallone avanti per Rebellato che tocca in fallo laterale. Aspettiamo soltanto il triplice fischio del signor Tassinato di Padova in un finale di partita con poche emozioni, ma una partita già scritta pro Marca Futsal, una Marca Futsal che si prende anche un fallo laterale in questo finale. Olivotto vede bene avanti Rebellato, il pallone sfila tra le mani di Tisato, controlliamo il direttore di gara, non ha ancora il fischietto in bocca, intanto 1 minuto di recupero andato. Vediamo se farà giocare altri 60 secondi, qui intanto Olivotto, viene fuori bene Olivotto, il tunnel poi fermato dal raddoppio di Gabriele Fabris, cerca di ripartire l'Atletico con Tisato, fermato in fallo laterale. Lo stesso Fabris è entrato da poco in campo, muove avanti per Michelon, si porta il pallone sul sinistro ma fermato puntualmente da Olivotto che fa partire il numero 6 Nicolò Galato. Pallone con in possesso e Olivotto che va a rifiatare in panchina. La sfida è finita, vediamo Capitan Baccarin fermato, si arrabbia, doppia manata al parquet, Libralato che rilancia a lungo. Aspettiamo solo il duplice fischio che ancora non arriva, si gioca ancora, mancano pochi secondi a superare il secondo minuto di recupero con De Favre che si riprende ancora il pallone, si accentra, scarica, finta la potenza, poi cerca la precisione, palla fuori. Melina dell'Atletico Vicentino che però non riesce ad incidere, lascia fare la Marca Futsal, qui intanto cerca di andare via bene Nicole Bigatto, c'è intanto un fallo cumulativo, il terzo anche per gli ospiti che sono quelli della Marca Futsal, 3 falli per parte ma il vantaggio di 6 gol è impietoso. Contro il direttore di gara aspettiamo soltanto il triplice fischio, palla che fila via lontano con Tisato che rilancia lungo, esce bene con il corpo De Favre, un De Favre factotum che distribuisce dietro per Semenzin, giro palla con il tiro di prima intenzione di Nicolò Rebellato. Il direttore di gara guarda il cronometro, allora saranno 4 minuti di recupero, abbiamo superato già il 28esimo, fanno giocare i direttori di gara, palla lunga per Gnan che non la tiene in campo ma c'è il tocco di De Favre in laterale. Ancora pochi secondi e poi avremo la conferma che la Marca Futsal, anche se va detto non ne abbiamo assolutamente bisogno, domani alle 16:30 affronterà in finale la regina della regular season del Girone Elite, la Mestre Fenice, che ha battuto 4-1 nel derby tutto veneziano i Fiori del Bissuola. Marca Futsal intanto che ci prova fino all'ultimo, il pallone era uscito laterale con Baccarin l'ultimo a cedere il passo agli avversari. Il direttore di gara guarda ancora il cronometro, forse si sono dimenticati che si gioca sui 25 minuti questa sfida, chissà magari arriverà il fischio finale proprio il 30esimo. Ancora possibilità di giocare contro il direttore di gara, forse erano passati in 4 secondi. Baccarin si riprende il pallone, scarica da lontano, palla fuori.
29esimo e 30 giocato, rilancio lungo di Librelato per De Favre, fermato in scivolata nel duello tra capitani da Baccarin, che ora esce dal campo sconsolato. Riprende spazio Taldo, che aveva giocato come portiere di movimento. Palla di Librelato con deviazione in laterale del numero 8, appunto Taldo, appena rientrato in campo. E arriva anche il fischio finale dopo 5 minuti di recupero. La marca Futsal Montebelluna, con gli applausi del Belbotea Arena, si prende l'ultimo atto regionale che mette in palio il titolo domani pomeriggio alle 16:30 qui live dalla Belbotea Arena, la sfida con la capolista Mestre Fenice. Le squadre in campo a salutarsi con i trevigiani che hanno vinto per 8-2 una partita mai in discussione, primo tempo perfetto. Ci aveva provato l'Atletico ad inizio ripresa, ma nulla ha potuto contro il cinismo della formazione biancoazzurra, con un grande Sebastiano De Favre in gol 4 volte, ma un fenomenale Olivotto nelle retrovie. A domani Leola, 16:30, appuntamento per la finalissima con le due squadre che ricevono l'immediato applauso e si salutano. Stavo contestuale il ringraziamento a Fistonamento TV, a domani per la finalissima con la voce e il commento di Giulio Cosaro.